TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una grande folla ha accolto il feretro dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini per le strade di Treviso, dopo la chiusura della camera ardente allestita al municipio di Treviso a Cassugana. Presente l'esequio il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Treviso Mario Conte, numerosi membri della giunta del Consiglio Comunale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. In chiesa, oltre alla seconda moglie Maria, anche i figli Stefano e Antonio e i parenti. La chiesa di San Nicolò, la più grande di Treviso, ha accolto numerose centinaia di persone all'interno e fuori sul sagrato. Una grande folla ad accoglierlo. Poi il feretro è stato portato di nuovo per le vie cittadine e successivamente verrà cremato. Presenti decine di associazioni combattentistiche d'arma e centinaia di alpini, al cui corpo Gentilini era molto affezionato. All'esequio hanno partecipato anche numerosi imprenditori e persone conosciute nel Trevigiano per dare l'ultimo saluto a Gentilini. Ancora cronaca. Un incidente stradale mortale si è verificato a Navolè di Gorgo al Monticano in via Roma nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, intorno alle 16:30. Un giovane uomo di 28 anni, in sella ad una motocicletta, si è schiantato contro un trattore. La morte del centauro sarebbe avvenuta praticamente sul colpo. L'uomo è stato tempestivamente soccorso dal medico e infermieri del SUEM 118, i quali hanno tentato il possibile per salvargli la vita. Purtroppo però il ventottenne non ce l'ha fatta. Sull'incidente stanno indagando ora i carabinieri della tenenza di Oderzo. Il traffico lungo via Roma ha subito pesanti ripercussioni, andando letteralmente in tilt. Lo riportano le testate giornalistiche locali. E questo pomeriggio i carabinieri del comando della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato a piede libero per omissione di soccorso una donna 51enne straniera, residente in provincia di Treviso, che ieri mattina alle ore 7:30 circa, a bordo della propria autovettura, nell'atto di percorrere la via Roma e svoltare a destra per via Monte Pasubio di Mogliano Veneto, portava la ruota anteriore di una bicicletta su cui viaggiava una donna albanese di 42 anni, provocandone la caduta. La donna al volante si dileguava subito dopo l'impatto, mentre la vittima riportava lievi lesioni. I carabinieri, attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato a piede libero la conducente dell'automobile. Un mese fa, in via Pola Villorba, è comparso a lato della carreggiata un cumulo di rifiuti di notevoli dimensioni, 4 metri quadrati cubi di materiale abbandonato, rifiuti misti e derivanti presumibilmente da attività di manutenzione edile, rifiuti in prevalenza non pericolosi, pezzi di cartongesso, calcinacci, materiale misto, ma anche alcuni rifiuti pericolosi come barattoli di vernice usata. L'abbandono è stato immediatamente segnalato alla polizia locale e sono scattate subito le indagini, partendo dall'analisi del materiale abbandonato e utilizzando anche i video degli impianti di telecamere presenti nella zona del rinvenimento. L'attività di indagine si è sviluppata nell'arco di alcune settimane, arrivando ad individuare gli autori del gesto. È stato così denunciato per abbandono illecito di rifiuti un piccolo imprenditore locale titolare di impresa edile. Il comune, dal canto suo, ha provveduto a ripulire l'area in tempi rapidi, con un costo di smaltimento complessivo di oltre 1.000 euro. Sarà richiesto all'imprenditore di coprire questo costo di tasca propria. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.